A Cavallino Treporti la Befana viene bruciata in laguna. C'eravamo anche noi. Piazza Cavallino questa sera ospita la 30ª edizione della tradizionale festa del pane e vin. Gli organizzatori, gli amici del Pavinero. Siamo con il sindaco di Cavallino Treporti. Sindaco, com'è questa festa? Siamo arrivati alla 30ª edizione e oggi si festeggia la Befana. Sì, per fortuna è una festa, una tradizione che viene appunto ricordata ogni anno e quindi di questo bisogna dare merito e atto ai ragazzi e agli amici del Paviner che ogni anno lo ripropongono, e questo consente, oltre che appunto di mantenere viva la tradizione, anche a molte famiglie, soprattutto ai bambini, di trascorrere qualche ora in allegria. Edizione della festa del Paviner, com'è andata la serata? Penso che dalle immagini si vede che sia stato un successo, secondo me dir poco, un afflusso di gente che non ci aspettavamo, una serata che ha tenuto, per fortuna il vento è arrivato alla fine, tutti sani e salvi, insomma, dai. Davide, com'è stata l'organizzazione di questa manifestazione? Sono mesi di lavoro, tutto comincia a ottobre con le prime riunioni, i primi raggruppamenti, ci troviamo, la raccolta delle canne per metterle via asciutte, per poter avere un fuoco bello come quello di stasera, e poi l'assemblamento di tutta quella festa, l'organizzazione di tutto, dalla cucina, dalla sicurezza, dall'allestimento del paevin, e tutti quelli che ci danno una mano perché questo sia possibile. Come comune vogliamo consegnare una targa agli amici del Paviner come segno di riconoscimento e ringraziamento per l'attività che hanno fatto, e visto anche che quest'anno ricorre il 30° anniversario della festa, ci pareva utile dare questo riconoscimento appunto, e quindi li ringrazio, credo anche a nome di tutti voi. Grazie. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te. Ho preso la chitarra senza saper suonare, volevo dirtelo. Un saluto alle amici e Paviner! Viva! Dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande
spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te. Altro che il Luna Park, altro che il cinema, altro che internet, altro che l'opera